provincia di Padova l'ANAP ha tenuto il suo convegno annuale dedicato quest'anno alla guida che ha realizzato per aiutare gli anziani a usufruire dei servizi sanitari e sociali della Regione Veneto. Il convegno ha visto la partecipazione sia del Presidente nazionale Palazzi, del Senatore Antonio De Poli, chiaramente presente il Presidente regionale Pastro e tutta la direzione dell'ANAP regionale. Il convegno si è incentrato anche sulla riforma della sanità che il Veneto sta cercando di approntare e valutarne le opportunità ma anche le cose da modificare. Su questo si è soffermato in particolare Luigi Curto, Presidente della Confederazionale Imprese Veneto. Innanzitutto sono onorato di essere stato ospitato dall'ANAP in questi loro incontri annuali che sono itineranti del territorio. E giustamente, come rilevava lei, è un'area pedina importante perché oggi sono grosso modo un terzo rispetto agli artigiani attivi, quindi 20.000 iscritti alla loro associazione non sono cosa di poco conto, molto significativa, è una realtà che li vede impegnati in molti fronti, in particolar modo sull'aspetto sociale di accompagnamento poi delle difficoltà che in questo momento anche purtroppo la terza età sta subendo. Qualche settimana fa siamo stati chiamati in commissione regionale alla sanità per portare le osservazioni della Confederazionale del Veneto, cosa che puntualmente abbiamo fatto, evidenziando le criticità che noi rileviamo, in particolar modo per alcuni aspetti che riguardano l'azienda zero e le priorità che magari in questa azienda zero potrebbero essere date e le conseguenze a ricaduta, pensando solo ad esempio all'aspetto dell'impiantistica, all'aspetto delle ristrutturazioni, all'aspetto quindi che riguarda il nostro mondo, cioè il rischio che i grandi appalti vadano alle grandi imprese, magari anche straniere, non possono più rimanere nel nostro territorio con gravi ricadute poi economiche. Poi la riforma sanitaria è un problema evidentemente che preoccupa un po' tutti, sia il mondo attivo evidentemente, e ho voluto invece farmi accompagnare anche dal Presidente nazionale dell'ANAP proprio per l'aspetto sociale che la ricaduta di questa proposta di riforma potrebbe avere sulla terza età, con i grandi disagi che ci sono oggi, chi purtroppo ha familiari anziani in casa sa cosa vive quotidianamente e quindi abbiamo evidenziato anche questo aspetto. Abbiamo capito che la Regione Veneto sta un po' rallentando sulla riforma, anche forse grazie ad alcune sottolineature che direi con lungimiranza noi abbiamo portato a quel tavolo e i risultati quindi auspichiamo siano tenuti da conto, perché come ripeto la sanità è l'80% del bilancio regionale, ma è anche vero che il benessere di una regione sta proprio anche nell'aspetto salutare, quindi di conseguenza buoni ospedali con buone prestazioni e non vada appunto a discapito una riforma di questo. Abbiamo pensato che potesse essere interessante e anche utile fare una guida, un po' due finalità. La prima è di essere sempre attenti a questi temi del sociale, del sociosanitario e poi vedremo anche il prossimo anno penso del sanitario, proprio perché non solo siamo dei destinatari di questi servizi, ma perché sono sempre quelli un po' più a rischio quando succedono le forme di tagli e quindi avere anche una categoria che tra l'altro ha il rischio più elevato, le persone anziane di questi servizi, credo che sia utile. L'altro è che tante volte abbiamo dei servizi che neppure conosciamo e che invece potrebbero essere semplicemente con il buon indirizzo, quindi noi ci limitiamo a descrivere quali sono i servizi che sono presenti nel Veneto e in qualche modo utilizzarli quando avviene necessità per sé, per familiari, per amici. A volte si perdono anche delle opportunità che non sono solo economiche, cioè il compilare l'ISE eccetera, ma sono anche addirittura proprio di prestazione di servizio proprio per ignoranza. A volte basta rivolgersi, e noi abbiamo dato proprio gli indirizzi in questa guida, al proprio comune, il quale poi ti sa orientare, o al distretto sociosanitario, il quale poi ti dice qual è la possibilità, e il poterli utilizzare credo che sia un vantaggio reciproco, uno per il servizio perché almeno eroga prestazioni e sente che la gente anche le utilizza con soddisfazione, e dall'altra
dall'altra parte è che una persona ha delle risposte a dei bisogni che rischiano a volte, se trascinati, di diventare dei problemi enormi, sia in termini di assistenza e sia in termini anche di costi. E questo processo di digitalizzazione, informatizzazione per lei può aiutare o rispetto agli anziani per esempio può essere anche un elemento di complicazione? Ma io sono dell'idea, come per le aziende, per le imprese, più l'offerta è ampia meglio è. Allora noi siamo come paese molto in arretrato su questa, fra virgolette, cultura, educazione al digitalizzato. È una responsabilità che invece va assunta da chi ha questo compito, proprio per dare la possibilità, volgarmente si dice, sia di utilizzare il cartaceo, il telefono nella vecchia versione, il contatto umano che noi sempre privilegiamo, ma anche la possibilità, ci sono tantissimi anziani, oggi sappiamo che anche lo stato di salute fortunatamente è oltre i 60, per gli over 65 c'è della gente assolutamente in forma, e penso che è anche una soddisfazione poter utilizzare strumenti moderni, uno si sente anche, come dire volgarmente, meno vecchio, ecco, proprio perché usa anche mezzi così. E quando purtroppo ci sono i problemi, se sei informato è più facile districarsi nel mondo dei servizi sociali e sociosanitari, ripeto, no? Ecco che noi a livello regionale l'abbiamo proposta per poter raggiungere i nostri soci, perché sono 24.000, non è facile. Noi sappiamo che purtroppo l'età qua sempre aumenta, diventiamo sempre più anziani, però aumentano anche le patologie. Ecco che una guida per i servizi sociali e sociosanitari, che purtroppo noi ne abbiamo sempre più bisogno, arriva, secondo me, proprio ad hoc, proprio arriva. Sì, anche perché tante volte non si conoscono le opportunità ed è anche difficile poi accedere al servizio perché non è così banale arrivarci. E proprio su questo aspetto, la riforma che la Regione Veneto vuole fare sul piano sociosanitario, su tutta la riforma all'azienda zero, eccetera, il riordino, voi come lo vedete? Allora, noi insieme con la FRAV abbiamo posto le nostre osservazioni. È stato il nostro presidente Curto il portavoce di tutti noi, della FRAV e anche dell'ANAP, perché insieme siamo un piccolo esercito di 90.000 persone, mi pare, tra 25 e 65.000 imprese, più 24.000 soci, siamo 90.000 più l'indotto, le famiglie, i familiari, i figli, siamo un esercito. Noi le nostre osservazioni attraverso, ripeto, il presidente Curto le abbiamo portate in commissione, in quinta commissione, abbiamo portato le nostre osservazioni. Naturalmente adesso la legge è in discussione, io comunque sono fiducioso perché da Veneto, visto che abbiamo questa sanità che da tutti è detto dalle statistiche e anche dai fatti, è detta che è la seconda in Italia, no? È una delle prime in Europa, è un'eccellenza. Io auspico e sono sicuro che con questo riordino il legislatore sicuramente vorrà migliorare. Io auspico che possa migliorare, non voglio entrare nei particolari perché finché la legge non sarà uscita noi abbiamo portato le nostre osservazioni come imprenditori, come persone, come famiglie. Speriamo che fra qualche anno potremo vedere i frutti per poter magari, chi lo sa, passare i primi in classifica, non essere secondi a nessuno. Una guida che è sicuramente importante per far capire, tante volte anche per far sì che le persone sappiano concretamente come muoversi, anche con i numeri più semplici, e credo che questo, di emergenza chiaramente, credo che questo sia un aspetto importante, quindi va il merito alla Confartigianato e all'ANAP di Padova di aver fatto questo studio e questo percorso. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, per quanto riguarda invece la riforma che stanno discutendo in Regione Veneto, io credo che su questo dobbiamo avere molta attenzione rispetto ai servizi sociosanitari e territoriali. Non si può pensare solo ai fattori economici e quindi ad accorpare solo per risparmiare, ma sì, sicuramente i soldi devono essere spesi bene, ma dobbiamo avere le attenzioni per il territorio, quindi per i servizi in modo particolare per le persone anziane che sono i nostri papà, i nostri nonni, le nostre mamme, e dall'altra parte ancora a tutte quelle persone che sono deboli nella nostra società, in modo particolare i nostri figli e i nostri bambini. Credo che queste siano le attenzioni che dobbiamo dare e non guardare solo l'aspetto economico. Non è solo un problema di soldi, ma sono problemi di priorità.
Per me le priorità sono quelle che ho detto, la salute del cittadino è la cosa prioritaria per ognuno di noi, non ci può essere null'altro, infrastrutture, qualsiasi altra cosa, ma se non hai la salute non hai tutto il resto, e quindi su questo ci mettiamo un bel punto di domanda rispetto alla riforma che la Regione sta facendo. Senatore, lei adesso da qualche anno ha una visione nazionale, quindi può guardare un po' con distacco quello che facciamo in Veneto. La sanità veneta anche da lontano è così forte come sembra, come danno i numeri, o c'è qualche difetto che si potrebbe correggere? Ma sicuramente la sanità veneta è ancora una buona sanità, ma ci sono dei difetti come in tutte le cose che si devono correggere. Dobbiamo stare attenti a non perdere i galloni che abbiamo da essere una delle migliori sanità, in pochissimo possiamo chiaramente scendere giù. Oggi più che mai dobbiamo avere le attenzioni affinché la salute, come dicevo prima, dei nostri cittadini mantenga quel livello importante che il Veneto da sempre ha tenuto in questi anni. La riforma, come si diceva prima, che stiamo facendo, corriamo il rischio di perdere non solo l'aspetto sanitario ospedaliero, ma sì quella che è invece l'assistenza verso i cittadini e le fasce più deboli della nostra popolazione. Quindi attenzione al territorio è quello che io ancora una volta ribadisco rispetto ai sistemi sociali, sociosanitari e sanitari che abbiamo.